nella sede del primo comando forze di difesa, che come tutti sapete, come dirò dopo, è la sede storica del quinto corpo d'armata, e qui abbiamo oggi un eminente ex comandante del quinto corpo d'armata, il generale Spinelli, che come sempre ci onora della sua presenza. Qual è lo scopo di questa chiamata che abbiamo fatto oggi? Semplicemente un'occasione per farci gli auguri con le autorità cittadine, che saluto tutte, cittadine e provinciali, a partire dal sindaco D'Arè, che ci è sempre molto vicino, il prefetto Adinolfi, il questore Damiano, il consigliere Gentilini, che anche lui ci è sempre molto vicino, il colonnello Lucito, comandante provinciale, il generale Antonini, che rappresenta il comando di Treviso, e poi anche il vicepresidente della provincia, non ti avevo visto, ti saluto, Floriano Zambona, che lui è sempre molto presente con noi. Non ho dimenticato nessuno, ho dimenticato il comandante dei vigili, che non sono riuscito a salutare, che saluto adesso, dei vigili del fuoco cosiddetti, il comandante della finanza di Treviso Mario, spero di non aver dimenticato nessuno. Se ho dimenticato qualcuno alziamo la mano. Abbiamo anche i rappresentanti dell'aeronautica di Treviso, abbiamo il comandante della compagnia di Vittorio Veneto, e direi che qui chiudo, ho salutato tutti e vi ringrazio per essere qui oggi. Lo scopo di questa piccola riunione, dicevo, era quello di farci gli auguri con le autorità cittadine e provinciali, come è tradizione, ma soprattutto anche quello di dare una piccola illustrazione di quella che è l'attività del primo forte, a vantaggio di tutti e soprattutto a vantaggio dei rappresentanti della stampa e delle televisioni, che ringrazio e che saluto, che devo dire sono sempre molto presenti nelle nostre attività e che riportano sempre con molta, compostezza e correttezza quello che noi facciamo in Italia e all'estero. Quindi assisteremo ad una piccola proiezione di alcune immagini sulle quali io vi dirò qualcosa, e partiamo quindi immediatamente con una piccola illustrazione di chi siamo nella realtà militare, molto breve. Molti di voi già sanno chi siamo, dove operiamo, però lo richiamiamo un momento. Allora, voi sapete che le forze operative terrestri dell'esercito italiano sono dislocate in tutta Italia, ovviamente, e sono divise, per quanto riguarda la parte operativa, cioè le brigate operative, in due grosse componenti: una a nord, che fa capo a noi, al primo comando forze di difesa, un'altra a sud, che fa capo a San Giorgio a Cremano, dove c'è il secondo comando forze di difesa. Il tutto è coordinato dal comando delle forze operative terrestri di Verona, il quale coordina ovviamente non solo i due comandi di cui ho appena parlato, il primo e il secondo forte, ma anche il comando dell'aviazione dell'esercito, il comando dei supporti, il comando delle trasmissioni, eccetera, eccetera. Quindi il grosso centro di coordinamento di tutto l'esercito operativo italiano è a Verona. Noi comunque rappresentiamo una componente molto significativa di questa realtà operativa, rappresentiamo una componente che poi è espressamente specialistica, perché le nostre brigate sono tutte uniche nel loro genere e nelle loro peculiarità, come vedremo. Ovviamente il tutto poi è diretto dallo Stato Maggiore di Roma, il quale però non ha responsabilità di carattere operativo, ma svolge solo la funzione politico-militare di gestione generale della Forza Armata. Questa è la nostra area di giurisdizione. Cominciamo subito a dire che qui a Vittorio Veneto, assieme al comando del primo comando forze di difesa, abbiamo anche il comando della divisione Mantova, che è comandata dal generale Mora, il mio vicecomandante, oggi impegnato in altre cose, e il cui capo di Stato Maggiore è il generale Vitale, che vi presento. Questo comando divisione Mantova, che prende le proprie tradizioni da quella che era la divisione Mantova del quinto corpo d'armata, non è un comando con alle dirette dipendenze delle unità operative, ma è un comando di pianificazione e di proiezione, nel senso che questo comando è pronto nel momento in cui dovesse servire un comando di livello divisionale in qualche missione all'estero o per altre esigenze anche in ambito nazionale, è pronto ad operare. È composto da personale che studia, pianifica, organizza e che viene normalmente inviato nei teatri operativi per nuclei o per anche individualità, cioè persone,
per contribuire all'organizzazione di comando che viene, diciamo così, proiettata nei teatri per le varie esigenze. E questo è il comando divisionato che insiste su Vittorio Veneto. E poi veniamo alle brigate che formano le forze operative che fanno capo al primo FOD. E abbiamo 4 brigate veramente di eccellenza. Torna indietro un attimo. Partendo dall'alto abbiamo la brigata di cavalleria Pozzuolo del Friuli, abbiamo la brigata corazzata Ariete, il cui comandante è oggi presente, il generale Zauner, abbiamo la brigata aeromobile Friuli, con sede Bologna, il cui comandante è Giovanni Camponesi, è oggi qui presente, e la brigata Paracautisti Folgore che tradizionalmente insiste nell'area della Toscana, ma non solo. Andiamo avanti. Partiamo dalla brigata Pozzuolo del Friuli. Questa brigata, che ha operato fino alla primavera di quest'anno in Libano come responsabile del settore italiano, è dislocata nelle città che vedete tra Codolico, Udine, Palmanova, Vino Picina, e anche un reggimento di artiglieria a Milano, oltre al reggimento Lagunari, che fa parte di questa brigata, che è dislocato a Mestre. È una brigata unica del suo genere, l'unica brigata di cavalleria che abbiamo, ed è stata impegnata negli anni ovviamente in tutte le missioni, dall'Iraq al Kosovo ovviamente, e ultimamente in Libano con numerose turnazioni con, devo dire, ottimi risultati. Il comandante è il generale Boni, che oggi non è qui con noi. Andiamo avanti. La brigata corazzata Ariete, conosciutissimo ovviamente perché era la punta di diamante del quinto corpo d'armata, lo è ancora nel primo FOD, perché è l'unica che dispone di mezzi corazzati tali e capaci da essere una punta di diamante per determinate operazioni. È dislocata, come vedete, tra Magnano, Cordero, Stauriano, Orcenigo, ovviamente Pordenone, ma poi va anche verso Cremone e Bellinzago, dove abbiamo 2 bellissimi reggimenti, uno Genio e uno Carri. Anche questa è una brigata che ha operato in tutti i teatri e che tradizionalmente, diciamo così, opera nei teatri a maggiore intensità. In questo periodo del 2011 abbiamo svolto un'intensa attività addestrativa che ha interessato questa brigata per mettere in grado, queste sono unità carri, non dimentichiamocelo, di operare anche come unità di fanteria, perché ne è previsto l'impiego il prossimo anno il teatro libanese, per cui hanno completato questo ciclo di approntamento e di addestramento e sono adesso perfettamente in grado di svolgere anche le attività, diciamo, peculiari della fanteria. Anche la brigata Friuli è prevista in turnazione 2012 in teatro libanese. Passiamo rapidamente alla brigata Folgore. Tutti conoscete la brigata Folgore, sede Livorno, dislocata tra Pisa, Pistoia e Siena e Legnano, dove abbiamo l'8° reggimento Genio, uno dei più importanti reggimenti del Genio di cui disponiamo. Parlare della Folgore è molto facile, perché la Folgore è la brigata forse più conosciuta a livello italiano per tanti motivi. La brigata è stata impegnata quest'anno in teatro afghano per il periodo di turnazione semestrale, devo dire con ottimi risultati. Andiamo avanti. La brigata aeromobile Friuli, che è la più giovane e l'unica brigata aeromobile di cui noi disponiamo, che è dislocata tra Casarse e Rimini per quanto riguarda i reggimenti di volo, il 7° Lega a Rimini e il 5° Vigile a Casarsa, Forlì per quanto riguarda il 66° reggimento fanteria aeromobile, Grosseto dove è di sede il reggimento di Savoia Cavalleria, il comando brigata è a Bologna. Anche la Friuli ovviamente ha operato dall'Iraq in tutti i teatri e, come dicevo, è in prevista turnazione per l'anno prossimo nel teatro libanese. Una brigata giovane, ad alta tecnologia, i suoi reggimenti di volo sono i reggimenti che dispongono degli elicotteri più, come si suol dire, performanti di cui disponiamo in Italia, sono impegnati avanti in questo momento con 2 reggimenti nel teatro afghano.
Infatti il 66esimo reggimento Fanteria Mobile di Forlì è impegnato in questa turnazione in Afghanistan e anche il 5° reggimento Aviazione dell'Esercito di Casassa è impegnato in Afghanistan. Se i collegamenti e la metodologia ci assiste, potremo avere adesso un collegamento diretto con questi 2 reggimenti dall'Afghanistan. Prego. Devo spegnere? No, per parlare con loro deve spegnere ogni volta. Ecco, il collegamento oggi è molto bene, è possibile. Allora, un saluto, mi sentite intanto ai comandanti di reggimento, alzino la mano così vediamo se ci sentiamo. Ciancarella, mi senti? Del 66esimo, mi sentite? Perfetto. Allora, è con grande soddisfazione che vi vediamo oggi in videoconferenza ad alcuni mesi dal vostro impiego in Afghanistan. Oggi qui nella sala Vittorio Veneto abbiamo tutte le autorità cittadine e provinciali della provincia di Treviso e i rappresentanti della stampa che hanno accettato il nostro invito, oltre a tanti amici del Primo FOD e a rappresentanti del mondo locale, sociale, eccetera, eccetera. Quindi avete una audience molto importante. L'occasione è quella di farci gli auguri di Natale e augurare soprattutto a voi che state operando in quel difficile teatro di poter trascorrere un periodo natalizio operoso, perché diversamente non potrebbe essere, nell'assolvimento dei vostri compiti, perché ovviamente è quello che dovete fare, ma anche, se possibile, sereno, ancorché lontano dalle vostre famiglie. Quindi a tutti voi giunga il saluto del Primo FOD e il saluto di tutte le persone che qui con me vi vogliono augurare buon Natale e felice anno nuovo. Do adesso la parola ai comandanti di reggimento, cominciamo dalla fanteria Regina delle Battaglie, al corriere aeromobile, per poi passare al colonnello Ciancarella del 5° Rigel. Prego. Comandante, un saluto da Shindan, dalla FOB Marmora. Sappiamo che lei è molto vicino, anche se siamo lontani geograficamente, agli uomini e alle donne del 66esimo. Un saluto anche ai suoi ospiti e alle autorità civili della zona veneta. La Task Force Center è sul framework del 66esimo, ma ha altre componenti, sono gli enablers che ci permettono di operare in sicurezza in tutte le attività che facciamo. Mi fa piacere citare il 9° reggimento Bari, che è di stanza a Trani, anche se fa parte del 2° FOD. Altri componenti sempre dipendenti dal 1° FOD sotto il suo comando sono il 2° reggimento trasmissione alpino di Bolzano, della brigata Ariete. Poi abbiamo anche altre componenti, Field Huming Team, un nucleo dal 13° di Anzio e dopo abbiamo un nucleo carabinieri del 7° reggimento di Laives Bolzano. Quindi come vede comandante è una joint operation, tanti reparti, tante expertise che lavorano insieme e continuiamo l'attività, siamo più o meno a metà mandato. Come ha detto giustamente lei è un periodo particolare, si avvicinano le feste di Natale e sarà un Natale che sicuramente gli uomini e le donne della Task Force Center ricorderanno. Portiamo in questo territorio, in Afghanistan, l'aspetto umano che caratterizza gli italiani in armi. E questo atteggiamento, questo contatto umano che noi cerchiamo tutti i giorni nelle operazioni che facciamo è molto apprezzato dalla popolazione locale. Le attività continuano, ringraziamo per il collegamento, ci dà l'opportunità di estendere gli auguri a lei, alla Regione Veneto e a tutta l'Italia. Grazie comandante. A nome di tutti ti ringrazio per le tue parole
Soprattutto mi fa piacere che tu abbia voluto citare tutte le componenti che operano insieme al tuo reggimento, perché il lavoro che noi svolgiamo in Afghanistan è un lavoro corale di tutto l'esercito italiano e di tutte le componenti importanti che lì operano, a vantaggio ovviamente della popolazione afghana, nei confronti della quale sappiamo svolgete tantissime attività di supporto e di assistenza. Quindi complimenti per quello che fate, per come lo fate. La parola al colonnello Ciancarella, che è il maestro della tecnologia aeronautica in Afghanistan. Prego. Grazie comandante, grazie per le sue parole. Saluto i suoi illustri ospiti e il nostro comandante di brigata che è presente oggi qui con voi. A fianco a me ci sono il nostro portavoce, il tenente colonnello Bertozzi, e il decano dei sottufficiali. Idealmente dietro di me ci sono gli altri 250 uomini della nostra task force, dei quali fanno parte, diciamo, di 4 reparti del primo FOD. Il lavoro che facciamo qua, come ha detto lei, non è semplice, la missione non è semplicissima, ma quello che è stato il nostro addestramento e quella che è stata la nostra preparazione in patria, devo dire che è servita moltissimo, e qui la gente sa fare il proprio mestiere, sa fare quello che ci viene chiesto di fare. Il nostro compito è essenzialmente fornire supporto con gli elicotteri dell'esercito alle varie componenti del Regional Command West, agli ordini del generale Portolano, e noi quello che facciamo qua cerchiamo di farlo al meglio. Saluto ancora una volta i suoi ospiti, grazie per gli auguri, e mi unisco a quello che ha detto il collega Francesco Randaccio, che condivido in pieno, perché anche i nostri uomini sono convinti di dare una cosa preziosissima durante la missione alle genti afghane, e questa cosa preziosissima secondo noi è la speranza. Ringrazio tutti e buon Natale di nuovo. Complimenti miei e di tutti noi anche al colonnello Ciancarella e a tutti i suoi uomini per quello che fanno. Continuate così, sono felice che lo stendardo sia in teatro, e qui volevo dire ai miei ospiti che per la prima volta siamo riusciti a inviare in teatro operativo anche lo stendardo dei reggimenti dell'aviazione dell'esercito, e per i nostri uomini avere la propria bandiera a seguito come punto di riferimento sostanziale e unico è veramente importante, soprattutto nei momenti difficili in cui lo stendardo, la bandiera del reggimento rappresentano veramente l'appiglio cui attaccarsi per resistere e per continuare la missione con serenità. Quindi anche a voi i miei complimenti, a tutti un abbraccio corale, affettuoso, a tutti voi e a tutte le vostre famiglie che raggiungerete se non altro telefonicamente. Lavorate bene, state facendo un ottimo lavoro, i miei complimenti e il mio orgoglio di comandante. Grazie e buon Natale a tutti. Un applauso. Ecco, questo rimangono in linea ben volentieri. Questo è il miglior risultato del nostro lavoro, il lavoro che tutti i nostri residenti compiono ogni giorno con grandissimo impegno, svolgono ogni giorno con grandi difficoltà che vengono superate sempre e dovunque, perché una cosa sulla quale non si transige mai è che il personale inviato nei teatri non abbia avuto il massimo del supporto e dell'addestramento possibile, per cui questo è il nostro compito, il compito del primo FOD, quello di addestrare gli uomini per tutte le missioni che ci vengono richieste. I cicli di addestramento ai quali sono assoggettati i reparti prima di essere immessi in teatro sono dei cicli stabiliti ovviamente dallo Stato Maggiore dell'Esercito e elaborati dai comandi tipo il nostro, tipo il comando delle forze operative terrestri. Una cosa è certa, nessun soldato va in teatro operativo se non ha sviluppato in maniera positiva tutti i cicli di addestramento e di adeguamento previsti. In questo settore, volevo dire, stiamo lavorando in maniera veramente importante, secondo me, perché stiamo ricercando anche tutte le sinergie in ambito NATO soprattutto, per poter dotare i nostri uomini di expertise continuamente aggiornata. E allora, prima di partire per i teatri, molti nuclei specialistici di questi
reparti vanno nelle varie scuole della NATO, vanno a partecipare a seminari, a periodi di addestramento con altre unità internazionali ovviamente che hanno già operato in determinati settori, e questo ci consente di tenere i nostri uomini sempre addestrati al massimo livello. Il nostro compito è addestrare. Devo dire, parlo per la mia componente, ma a questo punto posso parlare anche per tutto l'esercito italiano, che non esiste assolutamente nessun risparmio sull'addestramento degli uomini che vanno nei teatri. Tutti i fondi destinati all'addestramento degli uomini per i teatri sono sempre stati resi disponibili dalla nostra compagine governativa, per cui abbiamo sempre potuto inviare nei teatri personale perfettamente addestrato. Questo è un discorso sul quale non transigo, non transigiamo mai, siamo perfettamente convinti di questo, e questo rappresenta il nostro scopo e il nostro orgoglio. Credetemi, nei nostri reparti si lavora e si lavora tanto. L'orario di servizio è spesso superato senza possibilità di compensazioni, perché non esiste possibilità di compensare oltre un certo limite il lavoro della nostra gente. Se voi andate nelle caserme vedete nelle fasi di approntamento, ma anche nelle fasi normali, una operosità veramente encomiabile. I nostri uomini sono convinti di quello che fanno, sono perfettamente consci che addestramento adeguato significa sicurezza per se stessi e per il collettivo, e soprattutto significa, addestramento adeguato, capacità di assolvere il compito a favore delle popolazioni nei confronti delle quali noi svolgiamo la nostra opera. Quindi questo è un concetto che volevo sottolineare, l'ho sottolineato, devo dire con forza, e mi fa piacere che mi abbiate ascoltato. L'attività operativa di addestramento dei reparti militari è ovviamente la nostra ragion d'essere, ma operiamo come sempre a favore della popolazione civile, quindi del nostro paese, dell'Italia. Qui vedete per esempio una delle operazioni nella quale siamo impegnati da vari anni, che è l'operazione Strade Sicure. Ecco, sotto la responsabilità del primo comando Forze di Difesa abbiamo tutte queste province dove operano militari che fanno capo al primo comando Forze di Difesa e che tramite varie sale operative dislocate nelle varie province vengono coordinate dalla sala operativa del primo comando Forze di Difesa qui alla caserma Tandura in Vittorio Veneto. Ovviamente il secondo forte di San Giorgio a Cremano ha responsabilità sul resto dell'Italia. Andiamo avanti. Quali sono le attività che noi svolgiamo nell'ambito dell'operazione Strade Sicure, di cui tutti siete a conoscenza? Allora, le prime attività sono riferite alla vigilanza dei centri di identificazione ed espulsione, i CIE, e dei CAR, che sono i centri di accoglienza. Nell'ambito di questi centri noi operiamo in supporto alle forze di polizia, che ovviamente hanno la responsabilità piena di questa attività di vigilanza. I nostri uomini operano secondo norme stabilite a livello di prefetture nell'ambito di questi CIE con compiti di supporto alle forze di polizia. Avanti. La seconda attività che noi svolgiamo è la vigilanza degli obiettivi sensibili. Anche qui ovviamente l'esercito non si sostituisce alle forze di polizia che hanno la responsabilità dell'ordine e della sicurezza sul territorio, ma vigilano gli uomini dell'esercito questi obiettivi sensibili secondo delle norme e delle consegne stabilite dalle prefetture. Qui vediamo alcune sinagoghe, abbiamo alcuni consolati, il consolato americano, eccetera, eccetera, punti sensibili dove operano i nostri uomini. Avanti. La terza attività che viene sviluppata è quella delle pattuglie, anche queste pattuglie miste, nell'ambito delle quali i nostri uomini operano in concomitanza con interventi anche delle forze di polizia. Vedete, le pattuglie miste sono diversamente costituite da carabinieri, uomini della Polizia di Stato, a volte anche della Polizia Municipale, eccetera, eccetera. Quindi operano per la vigilanza sul territorio in moltissime città d'Italia. Alle dipendenze del primo forte abbiamo 1.667 militari impegnati su 4.250, che sono la totalità di Strade Sicure in tutta Italia. Avanti.
Ovviamente siamo presenti in alcuni organi di carattere amministrativo organizzativo, quali i comitati di difesa civile presso le prefetture, dove vengono convocati i rappresentanti delle forze armate per la specifica necessità, e anche nel comitato per la demolizione delle opere abusive, dove un nostro rappresentante prende le, diciamo così, informazioni necessarie a questa opera che il nostro genio, su richiesta ovviamente della magistratura, delle prefetture, fa. Avanti. Dove operiamo? Beh, abbiamo operato moltissimo in occasione delle pubbliche calamità e negli stati di emergenza, senza ricordare i terremoti del Friuli di tanti anni fa e tutti i successivi eventi sismici. Possiamo ricordare le alluvioni recenti, proprio qui nel Veneto, dell'anno scorso, dove gli uomini del primo FOD hanno operato in maniera veramente intensa. Per quanto riguarda le pubbliche calamità, abbiamo suddiviso la nostra area di competenza in 3 settori, dove operano 6 reggimenti del genio militare, reggimenti che sono in, diciamo così, allarme a 12 ore, cioè entro 12 ore questi reggimenti, secondo certi criteri organizzativi, sono in grado di intervenire e di operare. Avanti. E qui abbiamo alcune foto, voi vedete, dove i nostri uomini intervengono. Sì, queste sono riferite alla Liguria. Sì. Devo dire che questo intervento è stato spesso risolutivo. Oggi come oggi, il sindaco Gentilini mi dirà: ma quanti soldati avete? Non c'è più l'esercito di leva, ovviamente. L'esercito di leva che quando io ero tenente ci ha consentito 3 minuti dopo la scossa sismica del terremoto del Friuli di partire. Io ero a Reale del Royale con il picchetto armato ordinario, chi si ricorda di aver fatto il militare, e nel giro di 15-20 minuti, correndo come dei matti, eravamo a Gemona a cominciare a dare. Ecco, oggi come oggi la realtà delle forze armate è diversa, i soldati sono tutti professionisti, nelle caserme oramai dormono pochi militari, se non in certi posti dove, per cui il militare, il cosiddetto volontario di servizio permanente, è da assimilarsi esattamente al poliziotto, al carabiniere, al finanziere, al vigile del fuoco e ad altri professionisti che non rappresentano un'aliquota di massa di manovra, ma un'aliquota specialistica per gli interventi. Per cui tutti questi interventi che voi vedete sono fatti da personale che svolge una specifica attività. Abbiamo il genio che riesce a fare ovviamente di tutto con i mezzi che ha, ma per montare i ponti servono degli specialisti, per muovere delle macchine operatrici particolari specialisti, eccetera, eccetera. Per cui l'esercito non può essere più una massa di volontari che con la pala e lo zainetto parte e va. Non sono più funzioni che possono essere svolte dalla forza armata in maniera massiva. Ovviamente per questo c'è la protezione civile, qui, ma questo non serve a niente. Qui nel Veneto poi la protezione civile, diciamo, è molto sviluppata, abbiamo l'ANA, gli alpini, abbiamo un sacco di organizzazioni che operano. Ebbene, i nostri interventi sono specialistici. Io nei giorni dell'alluvione in Liguria, a Massa Carrara, ho ricevuto personalmente un sacco di chiamate di prefetti. C'è il prefetto di Massa Carrara, per esempio, con il quale abbiamo stabilito un rapporto anche di amicizia, che disperato un sabato sera mi ha chiesto un ponte. Ma lui non pensava che io il ponte lunedì gliel'avrei già dato, perché lui pensava, io ho detto: guarda, lei mi dica che cosa le serve, c'è una frazione che è isolata, abbiamo bisogno di un ponte, eccetera, eccetera. Benissimo, abbiamo valutato, lunedì mattina c'era già il nucleo di ricognizione, in 3 giorni gli è stato montato il ponte e lui è rimasto esterrefatto, mi ha invitato alla inaugurazione, purtroppo non ho potuto andarci, però voglio dire, tecnicamente siamo in grado di fare tante cose e le abbiamo sempre fatte, e devo dire che continuiamo a fare con grande soddisfazione dei sindaci del Triveneto che in occasione di queste alluvioni ci hanno ben ringraziato di quello che siamo riusciti a fare. Per cui facciamo molto per la popolazione, andiamo avanti, e facciamo moltissimo per i ricordi della seconda guerra mondiale, cioè le bombe di cui l'Italia è infestata, perché abbiamo bombe dappertutto, soprattutto ovviamente vicino alle stazioni, vicino agli aeroporti e compagnia bella. Allora, tanto per darvi un'idea, queste sono le 62 province e prefetture nelle quali operiamo. Ci sono 7 unità di reggimenti genio che sono in grado di effettuare questa importante opera di bonifica,
e operiamo in 10 regioni. Due numerini che poi troverete anche nel folder: nel 2009 1847 interventi, nel 2010 1413, nel 2011 siamo già a 1357 interventi al 10 dicembre. Questo non significa 1357 bombe, significa interventi. A volte di bombe ne troviamo, come vedremo, parecchie in un solo intervento. Andiamo avanti? Adesso vi faccio vedere 3 piccolissimi spot dell'attività. Ecco, questa è un'attività che abbiamo fatto in un posto molto molto alto. Mike Buongiorno Bonanima direbbe sempre più in alto. A che quota eravamo? 3400 metri al passo Tuchet sullo Stelvio, dove abbiamo tirato via 110 proiettili di artiglieria lasciati su dai tedeschi nella prima guerra mondiale. Ovviamente questa necessità è stata evidenziata dalla prefettura perché con il disgelo che sta riguardando le nostre montagne la gente arriva sempre più in alto e quindi lì dove non arrivava nessuno adesso arrivano gli alpinisti, e allora c'è stata questa necessità. Quindi vedete quanto difficile sia l'opera dei nostri ragazzi, perché operare a quelle quote, così come poi vedremo operare nel mare, non è assolutamente semplice, però sono riusciti a portare via tutto quell'esplosivo che gli austro-ungarici ci avevano regalato e lasciato come ricordo. Le operazioni sono complesse, hanno richiesto molte ore di elicottero, impiego di mezzi speciali e una grandissima attenzione. Questo invece è un despolettamento di una bomba da 500 libre con una chiave a razzo, è una chiave particolare che ovviamente per consentire di operare in sicurezza viene applicata all'ordigno esplosivo e consente il despoletamento rapido. Questo è un lavoro fatto dall'8° reggimento Gelio Guastatori della Folgore di Legnago. Ovviamente questi sono gli stessi ragazzi che poi quando siamo in Afghanistan o in Libano vanno a caccia di ordigni esplosivi improvvisati e ogni giorno anche lì disattivano con, devo dire, grande professionalità ma con altrettanto sprezzo del pericolo grandi quantità di esplosivo che vengono trovate. In Libano la brigata Pozzuolo mi sembra che solo durante la missione abbia, diciamo così, bonificato svariate migliaia di metri quadrati di campi minati, perché sapete che purtroppo campi minati ne abbiamo ancora moltissimi in giro per il mondo. E questa è la rimozione della spoletta, poi dopo il tutto viene preso e fatto esplodere, eccetera, eccetera. Un altro esempio invece è questa Fonte Lago Scuro sul Po, una bomba d'aereo di 2000 libre, quindi grossetta, e qui abbiamo altre tecniche che devono essere seguite per poter diciamo, far fronte a queste esigenze. Vedete che bella pillolina. Ecco, quello che volevo evidenziare era che sì, ogni tanto, giustamente perché sui giornali si mette la bomba, lo sgombero del paese di X 5.000 abitanti, della protezione civile, eccetera, eccetera, e quindi in quell'occasione giustamente si viene a sapere che c'è qualcuno che disinnesca queste bombe. Ecco, quello che volevo dire, il messaggio che voglio lanciare, dovete sapere che le bombe vengono disinnescate tutti i giorni, anche se poi per evitare l'inflazione di notizie sulle bombe sui giornali non viene riportato. Quindi questa è un'attività estremamente importante, soprattutto è importante che i nostri reggimenti abbiano, ovviamente per professione, questa capacità di intervenire su tutti i tipi di ordigno, quale che sia la loro origine o la loro provenienza. Impressionante, ecco, sulla ferrovia a Treviso anche lì ce ne sono, poi dopo vediamo anche l'ultima che abbiamo trovato all'aeroporto di Treviso. Devo dire che quel disinnesco ha consentito forse anche di mandare avanti i lavori con più celerità. La vediamo dopo la bomba dell'aeroporto. Ecco, vedete le operazioni come sono complesse, qui poi viene preparata, adesso c'è un ingegnere qua, così parla tecnicamente molto bene. No, nessun ingegnere. Viene preparata questa fossa, chiamiamola così, dove la
l'ordigno viene interrato per poi provocare una esplosione controllata con il minor numero di effetti collaterali possibile. Ecco qua. Bene, riferendoci alla provincia di Treviso, che è la nostra provincia sulla quale siamo orgogliosi che il primo FOD insista, e io sono ancora più orgoglioso perché essendo di Treviso sono ancora più contento, vero Torino? Nella provincia di Treviso abbiamo fatto 111 interventi di bonifica nel corso dell'anno e devo dire che sono stati importanti. Gli ultimi all'aeroporto Canova di Treviso nel giugno del 2011, eccola. È così che poi l'aeroporto è stato riaperto al traffico. E per quanto riguarda il personale per la vigilanza dell'aeroporto, ovviamente, non è che l'esercito non c'era quando ci doveva essere, perché l'esercito è sempre pronto, i nostri reparti sono pronti, quello che noi dobbiamo ricevere è l'ordine per intervenire. E allora il problema della vigilanza dell'aeroporto di Treviso è, diciamo così, risolto, perché con un certo ritardo rispetto a quello che era previsto di fare, l'autorizzazione da Roma per l'impiego degli uomini è finalmente arrivata. Questo non so se si è trattato di... ma i nostri soldati sono sempre pronti, basta chiamarli e vengono. Però da gennaio, adesso avranno firmato di concerto con il Ministero dell'Interno il decreto istitutivo, perché senza decreto non ci possiamo muovere, e quindi da gennaio gli uomini torneranno. Ma erano pronti, non è che non sono arrivati all'apertura non sono arrivati all'apertura dell'aeroporto perché non c'erano e come. Bene, anche lì continuiamo la nostra attività. Poi avete visto, qualcuno si ricorda il ponte di Quinto, un altro ponte Bari che abbiamo messo lì a Quinto per completare una via per ciclisti, e questo per quanto riguarda le attività. Però operiamo anche, tra virgolette, nel sociale, se c'è possibile e quando c'è possibile. Qui devo dire che abbiamo avuto a Vittorio Veneto un grande supporto da parte del sindaco D'Arè e di tutta l'amministrazione comunale, che non finirò mai di ringraziare per la loro disponibilità. E quindi gli ultimi eventi che abbiamo fatto sono il 58° anniversario dell'insediamento del quinto corpo armato a Vittorio Veneto. Abbiamo avuto l'onore di essere ricevuti in consiglio comunale, un consiglio comunale straordinario, nell'ambito del quale io ho potuto prendere la parola. Il sindaco ci ha, diciamo così, ringraziato e si è complimentato con noi per gli ottimi rapporti che siamo riusciti ad intrattenere in questi 58 anni. Abbiamo poi organizzato un incontro con gli studenti, sempre al Teatro da Ponte, messo a disposizione del Comune, importante, in cui si è parlato di Afghanistan e il titolo era "Ti spiego io l'Afghanistan". Ebbene, abbiamo raccolto con grande successo, perché non pensavo che ci saremmo riusciti, né pensavo che la cosa avrebbe suscitato tanto interesse, circa 450 studenti delle scuole superiori, e avessimo avuto un teatro grande il doppio ne avremmo avuti anche di più, però abbiamo dovuto limitare le cose. E era previsto che venisse anche Tony Capozzo, però poi ha avuto un problema con la macchina, è rimasto per strada. C'erano dei giornalisti, c'era il maggiore Renna, che è il portavoce della brigata taurinense, che ha scritto anche un libro sull'Afghanistan che è stato presentato e divulgato, ma soprattutto si è cercato di spiegare a questi ragazzi che cos'è questo Afghanistan di cui tutti i giornali parlano, spesso e volentieri questo Afghanistan dal quale purtroppo tornano alcuni caduti, e in occasione di queste morti la, diciamo così, visibilità della missione aumenta per poi giustamente riassopirsi nei momenti in cui si passa la routine. Gli si è spiegato il perché, gli si è spiegato che cosa fanno i militari in Afghanistan, e devo dire che c'è stato un colloquio molto interessante con questi giovani, e io sono convinto che questa azione debba essere ripetuta, e l'abbiamo ripetuta grazie a Padova, mi sembra. Da Padova, speriamo prossimamente a Treviso. Vediamo se riusciamo a farla anche a Treviso, perché dare questo tipo di informazione che è corretta, trasparente, informazione data da chi il lavoro effettivamente lo fa, penso che sia la maniera migliore per far conoscere ai nostri cittadini che cosa fanno i militari in giro per il mondo, non solo, ma anche in Italia. Abbiamo poi fatto, ci siamo consentiti un concerto natalizio recentemente, sempre al Teatro da Ponte,
e dove abbiamo fatto suonare due delle nostre fanfare più importanti, quella dell'Ariete e quella del Pozzuolo, e dove abbiamo fatto venire anche il coro di Vittorio Veneto, che ci ha fatto dei canti natalizi, e per la prima volta una formazione di gospel molto energica, eccetera. È stata una bella serata, per cui grazie ancora al Sindaco D'Avè per questa opportunità. Io non avrei null'altro da dirvi se non rinnovarvi il mio ringraziamento per essere qui oggi, per avermi consentito di diffondere ad un uditorio così importante e qualificato quella che è semplicemente l'attività che noi tutti i giorni facciamo. Il messaggio, e lo voglio ripetere, è quello di un mondo, il nostro mondo solidale, molto operoso, dove veramente non c'è tempo da dedicare ad altro se non al nostro addestramento, allo svolgimento della nostra missione. E devo dire che tutti gli uomini e le donne alle mie dipendenze in questo momento, che sono circa 18.000, operano con questo obiettivo in condivisione assoluta degli obiettivi generali della Forza Armata, anche degli obiettivi individuali di ciascuno dal punto di vista professionale e soprattutto con grande serietà. Grazie veramente a tutti di essere qua e i migliori auguri di buon Natale e felice anno nuovo a tutti voi. Grazie.